Slitta al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia, spesso definito tassa di sbarco, introdotto nell'ultima legge di bilancio e che prevede il versamento dai 3 euro in su a seconda dei periodi per i turisti provenienti da fuori regione che visitano Venezia senza pernottamento. È il terzo slittamento e la quarta possibile data di partenza di un provvedimento che ha acceso dibattiti sulla sua applicabilità e polemiche sulla sua opportunità. Fissato originariamente per maggio, slittato quindi a luglio, poi a settembre e adesso a gennaio. La Giunta Brugnaro ha infatti approvato un emendamento alla variazione del bilancio di previsione con cui si propone di sospendere fino al 31 dicembre l'efficacia del regolamento comunale che istituisce il contributo. L'assessore al bilancio Michele Zuin l'ha definita una scelta obbligata a seguito dei diversi problemi emersi con i vari vettori interessati, tra quelli che segnalano criticità operative e gestionali legate soprattutto alle diverse modalità di vendita dei biglietti, a quelli che hanno già instaurato contenziosi impugnando al TAR il provvedimento, denunciando l'impossibilità di adeguare i propri sistemi informativi e operativi entro il 1° settembre 2019. Nel frattempo, ha precisato l'amministrazione comunale, sono già state individuate le procedure operative in grado di superare le criticità, che però dovranno essere oggetto di una necessaria revisione del regolamento. La sospensione fino a fine anno consentirà per l'appunto di rivedere il regolamento comunale già a settembre, in tempo utile per la piena applicazione da gennaio.